al Gallo di Agrigento. Oggi un interessante incontro con i medici dell'ASP per parlare di prevenzione. Ecco quanto è importante per l'istituto scolastico affrontare questo tema. Sì, all'interno della scuola l'attenzione nei confronti dei ragazzi e degli operatori scolastici deve essere sempre massima da tutti i punti di vista, anche se per quello che ci compete dal punto di vista, diciamo, dell'emergenza sanitaria. Sempre in una scuola come la nostra, dove la popolazione scolastica è molto elevata, ci sono, diciamo, statisticamente un certo numero di ragazzi affetti da patologie croniche come il diabete, qualche caso potrebbe anche esserci di epilessia o comunque di persone affette da diciamo, patologie per le quali è necessario la somministrazione di farmaci salvavita. E allora tutto il personale scolastico, docente e non docente, deve essere opportunamente formato per gestire le emergenze sanitarie proprio nell'immediato qualora dovessero presentarsi. Non sono competenze, diciamo, proprie del personale scolastico, ed è per questo che oggi abbiamo organizzato questo incontro con il dottore Gramaglia e il suo staff, quindi gli specialisti dell'ASP di Agrigento, che con la loro notevole esperienza riusciranno a fornire quelle conoscenze, comunque quelle competenze di base per far sì che i ragazzi possano seguire quotidianamente le lezioni, quindi la vita scolastica, in massima serenità, e soprattutto garantire anche questa serenità alle famiglie che quotidianamente ci affidano i loro figli. Penso sia assolutamente necessario tutto ciò, perché attenzionare i ragazzi all'interno di una scuola ha anche questo importante aspetto da curare e da portare avanti per essere sempre più pronti ad assicurare benessere